Pochi ciclabili e in città si corre troppo. Presentata l'analisi dei flussi del capoluogo, l'assessore Gamba ora 4 incontri per scegliere la nuova mobilità. Belluno guarda al futuro, titola così la notizia Il Corriere delle Alpi di oggi, venerdì 4 ottobre, ed è l'articolo con cui apriamo la rassegna stampa. Ne scrive Marcella Corrà. Partono tra 2 settimane, il 17 ottobre alle 17:30 in Sala Bianchi, gli incontri con i portatori di interesse, cioè associazioni di categoria e altri gruppi, per scegliere la mobilità della Belluno del futuro. Ci saranno poi altri 2 incontri, il 21 ottobre e 29 novembre, e un quarto incontro sarà aperto alla cittadinanza. Obiettivi, strategie e azioni sono i 3 step che saranno affrontati negli incontri. Lo ha annunciato ieri sera l'assessore Paolo Gamba, introducendo la presentazione dell'analisi sui flussi del traffico a Belluno, compiuta a partire dalla scorsa primavera da 2 società di ingegneria che hanno vinto il bando. Nessuno aveva pensato di fare il piano urbano della mobilità sostenibile e quindi finora non c'erano dati sui movimenti dei cittadini, ha detto appunto Gamba. Francesco Seneci di Net Mobility ha illustrato i dati principali che fotografano quello che vediamo tutte le mattine e tutti i pomeriggi lungo le principali direttrici: via Vittorio Veneto e Ponti degli Alpini intasati, sinistra Piave con traffico sostenuto soprattutto di attraversamento della città, ma anche i ciclabili carenti e pericolose, zone a 30 all'ora dove si corre, aree davanti alle scuole dove regna l'anarchia. Voi avete molte zone a 30 km all'ora, ha spiegato l'esperto, ben 43 km che sono tanti per una realtà come Belluno, ma servono una segnaletica migliore e dissuasori, interventi con costi contenuti che costringono l'automobilista a rallentare. Ci sono anche 22 km di piste ciclabili o ciclopedonali, ma 2,7 non sono a norma, manca la continuità tra le piste e quelle che esistono sono strette e attaccate alla sede stradale, spesso dissestate. Sul fronte dei parcheggi c'è il caso Metropolis, quello alla stazione che viene poco utilizzato, e a Belluno, come in tutta Italia, l'utilizzo delle auto per spostarsi è tornato ai livelli pre-Covid. E poi l'analisi riguarda anche le vie più trafficate, e la strada appunto in cui c'è più traffico è via Vittorio Veneto. In un giorno feriale transitano 26.272 mezzi. Lungo la sinistra Piave c'è la più alta concentrazione invece di mezzi pesanti. Un documento corposo, 197 pagine, pieno di grafici e tabelle per spiegare come si muovono i bellunesi, non solo i residenti, lungo le strade della città, con quali mezzi, privati e pubblici, e con quali motivazioni. Si tratta delle analisi sul traffico eseguite a partire da maggio dalle aziende di ingegneria Redas di Monza e Net Mobility di Verona, incaricate appunto di redigere il piano urbano della mobilità sostenibile. Sono state fatte 2 campagne di rilievo dei flussi del traffico, una tra il 6 e il 14 maggio e una tra il 16 e il 22 luglio, in momenti di ferie e di traffico turistico. E sono state intervistate anche tra maggio e giugno 1247 persone. In un giorno feriale del mese di maggio passano per via Vittorio Veneto appunto oltre 26.000 mezzi, e questo è il dato maggiore del traffico cittadino. Al Ponte degli Alpini i mezzi sono quasi 22.000, mentre in Viale Dolomiti a Ponte sono 20.000. Segue Viale Europa con 19.668 mezzi. In via Coldilana verso Mars i mezzi in transito sono 16.366, mentre sulla strada provinciale 1 della sinistra Piave sono stati contati 18.000 mezzi. Nella fascia oraria di punta della mattina, tra le 7 e le 8, passano in via Vittorio Veneto 2.085 mezzi, 1.638 sulla sinistra Piave. E si parla di criticità. Userei più spesso la bicicletta se ci fossero più piste ciclabili e se fossero più sicure, è la risposta data da molti cittadini che sono stati intervistati. Quindi questa è l'analisi compiuta appunto dalle società, a cui seguiranno, come dicevamo, 4 incontri. Torniamo un attimo indietro e parliamo di autonomia. Il Veneto, al tavolo dell'autonomia, si legge nel titolo, si parte con la protezione civile. Primo vertice tra i presidenti di 4 regioni e il ministro Calderoli per il negoziato delle materie. Ne scrive Enrico Ferro. È stato un po' come la posa della prima pietra per una grande opera l'incontro ieri tra i presidenti di 4 regioni che hanno l'incontro avuto con il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli. Il Veneto, insieme a Piemonte, Lombardia e Liguria, sta mettendo le basi per l'applicazione della riforma dell'autonomia differenziata.
Zaia si è presentato a Roma con il dossier istituito in questi mesi. Nel documento sono elencate le 9 materie per cui il Veneto chiede la devoluzione. Sono singole funzioni di materie, non si stanca di evidenziare il Presidente, nel tentativo di placare chi grida alla secessione dei ricchi. Dunque ci sono la regionalizzazione delle procedure di reclutamento dei vigili del fuoco in materia di protezione civile, la riorganizzazione degli uffici della giustizia di pace, la possibilità di istituire nuove professioni purché con un legame con il territorio e il rafforzamento del ruolo della regione nella disciplina dei sistemi creditizi locali. Zaia, non ci saranno 20 ministeri, tutti si ricrederanno, il ministro resta cauto e non stila il calendario, ci sono ancora nodi e scogli da superare. Il presidente del Veneto lancia un messaggio a Tajani, sarà un aiuto ai cittadini. A firma di Carlo Bertini c'è anche il retroscena. Invece per quanto riguarda commercio estero tutto è rimasto in sospeso. Per quel che riguarda appunto la scansione del cronoprogramma si è scelto appositamente di lasciare in sospeso le funzioni relative al commercio estero per non inasprire i rapporti con il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Il 12 novembre la consulta si pronuncerà sui ricorsi delle regioni contrarie alla riforma e poi sul referendum. Continuiamo sempre qui sul Corriere delle Alpi e andiamo a leggere una notizia che riguarda i prezzi dei biglietti delle prossime Olimpiadi. Verso le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, ecco qui biglietti olimpici, ecco tutti i prezzi. Si va dai 30 euro ai 2.900 della cerimonia finale dei giochi, curling, bob e skeleton a Cortina sono tra i più popolari. Il Corriere delle Alpi propone anche un'infografica, una tabella in cui appunto sono mostrati tutti i prezzi. Luca De Michiel ne scrive: mancano meno di 500 giorni ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026 ed ecco che il comitato organizzatore rende noti i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti per assistere a tutti gli eventi in programma. Da ieri infatti è possibile accedere in anteprima alla biglietteria ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi per prenotare il biglietto. I primi tagliandi digitali verranno poi emessi da febbraio 2025. Per i Giochi olimpici in programma dal 6 al 22 febbraio 2026 i prezzi partiranno dai 30 euro, mentre oltre il 20% dei biglietti sarà sotto i 40 euro e più della metà sarà inferiore ai 100 euro. Tante anche le agevolazioni per i Giochi paralimpici con prezzi che partiranno da 10 euro per gli under 14 e con più di 200.000 biglietti disponibili a meno di 35 euro. Entrando nello specifico di ogni sport, per assistere al match che segnerà la medaglia d'oro dell'hockey maschile a Milano si dovranno sborsare invece dai 1.400 ai 450 euro, mentre per partecipare al galà del pattinaggio di figura la spesa varia dai 400 ai 1.200 euro. Curling e bob, che si terranno proprio a Cortina, sono tra gli sport più economici, con pass dai 50 ai 150 euro. Non male nemmeno il biglietto per assistere a tutte le sessioni di sci alpino, con il prezzo che oscilla tra i 220 e i 100 euro. Per chi volesse appunto conoscere tutti i dettagli c'è questa pagina 13 del Corriere delle Alpi, in cui si possono leggere appunto i prezzi per ogni tipologia sportiva. Continuiamo la lettura del Corriere, andiamo avanti, andiamo alle pagine di Feltre dove si parla, come si legge nel titolone, centro storico osservato speciale per una città inclusiva e per tutti. Presentato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, 10 anni di tempo, ma alcuni interventi hanno già un progetto come rifacimento di salita Ramponi. Ne scrive Laura Milano. In 10 anni di tempo, edifici, strutture, infrastrutture di città e cittadella, dalla stazione ferroviaria al centro commerciale fino al cuore pulsante di Piazza Maggiore e Castello, potranno essere a misura di ogni tipologia di disabilità, da quella motoria a quella sensorio-psichica, temporanea o permanente, con piccoli accorgimenti come la correzione dei cordoli di alcune strade, le asfaltature con percorsi tattili e una segnaletica universalmente chiara, e con grandi opere come la realizzazione di marciapiedi, il rialzo dell'ascensore di un piano affinché diventi
complanare all'ufficio del sindaco, a Sala degli Stemmi e da lì con il Teatro della Senna o con la ripavimentazione di Salita Ramponi che nell'ambito del completamento del Gold Ring ha ottenuto il parere favorevole della soprintendenza. Se ne è parlato appunto a Feltre, dove è stato presentato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Nella foto Gianluca Malaspina dell'omonimo studio mentre espone il piano di Feltre in galleria Rizzarda. Avanti qui sul Corriere ci spostiamo alle pagine che riguardano il territorio dell'Agordino, specificamente a Livinallongo, premiato il formaggio Fodom, difende la biodiversità dei prati. Al Salone del Gusto di Torino il prodotto della latteria di Renaz conquista il nuovo riconoscimento, e ne scrive Lorenzo Soratroi. Dopo quello di Presidio Slow Food è arrivato un nuovo riconoscimento di prestigio per il formaggio Fodom della latteria di Livinallongo. A Terra Madre Salone del Gusto di Torino è stato premiato con il riconoscimento di custode dei prati stabili, un'etichetta che Slow Food assegna a chi conserva la biodiversità dei prati stabili, pascoli ed alpeggi, rispettando l'ambiente, gli animali, preservando saperi artigianali, paesaggi e culture. Quindi appunto un nuovo riconoscimento per il formaggio Fodom. E a Cortina invece si sta tenendo il processo bis. Ad Alverà massi grandi come auto, dito puntato sulla poca prevenzione. L'ex sindaco di Cortina, Ghedina, il vice Alverà e Lara Stefani di Veneto Strade in tribunale per la morte di Carla Catturani. Ne scrive Gigi Sosso. Riunioni ce ne sono state, ma niente di concreto per prevenire la tragedia di Alverà. Eppure si erano già verificate colate di fango e detriti dal Monte Cristallo, prima di quella da 60.000 metri cubi che nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2017 fece esondare il Rio Bigontina e investì la strada regionale 48 sulla quale stava viaggiando Carla Catturani. Nel processo bis per omicidio colposo a carico dell'ex sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, del suo vice Luigi Alverà e della dirigente di Veneto Strade, Lara Stefani, ieri sono stati sentiti i testimoni della Procura Generale e dei familiari della 61enne anestesista dell'Istituto Codivilla Putti che perse la vita. Nel primo processo c'era stata l'assoluzione piena per Sandro D'Agostini dell'azienda regionale. Per l'accusa ha testimoniato il vigile del fuoco Visà, che è partito dalla telefonata di 00:40 del titolare del ristorante Rio Gere, nella quale segnalava una colata di grande portata scesa dal cristallo. Solo in un secondo momento è arrivata la notizia di una persona dispersa, poi ritrovata al buio da un cinofilo del soccorso alpino a bordo della sua macchina e travolta dal fango e sassi e distrutta anche per essersi ribaltata 3 volte. Carla Catturani era già deceduta. E appunto si continua con il processo per la morte della donna 61enne avvenuta tra il 4 e il 5 agosto del 2017. Ci spostiamo ora al Gazzettino e andiamo a leggere le notizie pubblicate da quest'altro quotidiano locale. Nello specifico andiamo a leggere una notizia che riguarda la gastroenterologia di Belluno. Addio bisturi, largo all'endoscopia. Tecnologia di precisione per eseguire biopsie e piccoli interventi chirurgici. Ieri la presentazione al San Martino. Nel 2023 eseguite quasi 14.400 prestazioni ambulatoriali, ma tra gennaio e agosto 2024 il dato è già salito a 11.245, ne scrive Daniela De Donà. Meno bisturi, più pinze nel reparto dell'ospedale San Martino di Belluno, endoscopia ed ecoendoscopia la fanno da padrone, sempre più ridotto l'uso della chirurgia. La tecnologia infatti offre precisione permettendo di individuare lesioni precancerose. A Belluno in tal senso siamo passati dal televisore a valvole a quello ad alta definizione, ha spiegato in modo semplice e primario Bastianello Germanà. Utilizziamo l'endoscopia anche da un punto di vista terapeutico. Sono stati presentati anche appunto i dati relativi alle attività svolte dal reparto e si è spiegato come i medici siano impegnati a smontare autodiagnosi e cure fai da te.
Interazione tra ospedale e territorio, un filo rosso ribadito dal direttore generale dell'Ussuno Dolomiti Giuseppe Dalben, che porterà docenti universitari e medici di medicina generale a confrontarsi in un convegno organizzato il 19 ottobre nella sala convegni dell'ospedale San Martino sulle malattie dell'apparato digerente. Sotto a riflettore i percorsi diagnostici intorno alla sindrome dell'intestino irritabile e reflusso gastroesofageo. Per ottimizzare serve collaborazione tra specialisti e ambulatori di gastroenterologia e medici di base. Dopo i saluti portati da Bastianello Germanà, interverranno anche Maria Caterina De Marco, direttrice sanitaria dell'Ussuno Dolomiti, e gli esperti dell'Università di Padova. Molti pazienti si presentano già convinti di sapere da quale patologia sono afflitti e che terapia seguire. Così è stato evidenziato ieri durante la conferenza stampa. Centrali più canoni, 12 milioni a Belluno. Ieri la Commissione regionale ha aumentato dal 5 al 6% l'importo da pagare sul fatturato dei grandi impianti, 2/3 solo nel bellunese, e ne scrive Olivia Bonetti. Ogni punto percentuale vale 3 milioni di euro, una cifra che fa comprendere bene l'importanza di quanto approvato ieri dalla seconda commissione regionale, che ha dato il via libera all'aumento dei canoni 2024 per i grandi impianti idroelettrici dal 5 al 6% del fatturato. Un ritocco che porterà il valore del canone sul fatturato da 15 milioni a 18 milioni di euro nel 2024. Lo hanno comunicato ieri i consiglieri regionali Arturo Lorenzoni, Anna Maria Bigon, Andrea Zanoni e Jonathan Montanariello, oltre a Renzo Manolo, che spiegano: le grandi derivazioni idroelettriche rappresentano risorse preziose per la regione e la buona gestione è assicurata da operatori di primo ordine a livello internazionale. 1/3 di queste centrali sono nel bellunese e le intere risorse vengono riversate alla provincia. Quindi fondi fondamentali che ora aumentano ulteriormente, parliamo di 12 milioni di euro che arriveranno direttamente a Palazzo Piloni sui totali previsti in Veneto. C'è la foto poi dell'assessore Giampaolo Bottaccin, autore della legge che ha destinato i canoni idrici nella provincia di Belluno, nel territorio bellunese. Continuiamo, leggiamo una notizia che riguarda Borgo Valbelluna, casa di riposo, salgono le rette, tariffe rifiuti ora più salate. L'amministrazione a pesare anche i costi più alti del 6% per il personale, ne scrive Federica Fante. In aumento le rette delle case di riposo. Il bilancio semestrale della Valbelluna Servizi si presenta solido e in ordine, con una spiccata ottimizzazione dei costi, pur mantenendo molto al di sopra degli standard regionali i servizi erogati in un regime di costi tra i più contenuti dell'intera provincia. Tuttavia, alcuni importanti fattori esterni, non prevedibili e non imputabili né all'amministrazione della società né a scelte del comune, fattori che peraltro stanno investendo tutte le strutture a livello nazionale, impongono una revisione tariffaria che è stata approvata in questi giorni dalla Giunta Comunale di Borgo Valbelluna. Dal punto di vista dei costi, 2 sono le voci che vanno a influire sul bilancio 2024. In primis la tariffa dei rifiuti, che con l'applicazione del modello di calcolo di ARERA, obbligo di legge, ha investito in maniera importante le strutture residenziali per anziani con aumenti del 400% rispetto a 2 anni fa. Ciò non dipende né dal gestore Bellunum né dal piano tariffario approvato dall'amministrazione comunale, ma da metodi di calcolo nazionali ai quali non si può derogare, spiega l'amministrazione. L'impatto della sola tariffa in termini di rette alberghiere è pari a 1,02 euro al giorno per ospite. Resta il disappunto per una misura tariffaria derivante dall'applicazione di un rigido sistema centralizzato, probabilmente applicato senza la dovuta consapevolezza dell'impatto sociale sulle nostre strutture dedite al servizio pubblico e pubblici servizi. Scusate, l'ultima notizia, poi chiudiamo. Folla in chiesa per l'ultimo saluto a Valerio Casanova, l'uomo ucciso da un toro. Tutta la comunità di Costalta si è stretta attorno alla famiglia dell'88enne caricato mortalmente dal bovino in Val Visdente. La tragica morte di Valerio Casanova Fuga, 88 anni, caricato venerdì scorso da un toro in Val Visdente, ha commosso molta gente del Comelico e ieri al suo funerale la chiesa di Costalta era piena per un addio ad una persona che era apprezzata e stimata per la sua giovialità,
per il suo dialogare aperto con qualsiasi interlocutore, per l'instancabile operatività nel prestare servizio nel negozio di alimentari della figlia Loretta a Mare di San Pietro e in estate a far legna nel bosco vicino alla sua casetta in Val Visdende. Ed è stato proprio in questa valle che egli e sua moglie Mirella amavano e trascorrevano i mesi estivi che è caduto l'imprevedibile aggressione del toro, scappato dal recinto dove era trattenuto, che ha sfondato il torace di Valerio, provocando il trauma mortale. Ci sono alcune immagini che mostrano appunto il momento del funerale, dell'ultimo saluto a Valerio Casanova. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti un buon fine settimana, un buon venerdì, grazie come sempre per l'ascolto, a prestissimo, grazie ancora.